ripartenza che si avvicina, ma non deve essere una ripartenza al buio. No, direi proprio di no. Tutti speriamo che quanto prima ci siano le condizioni per riattivare, riaprire le attività economiche. Nessuno sta facendo ovviamente il tifo per il blocco produttivo che sta creando così tanti problemi. Il nostro punto di vista parte però da una consapevolezza. Noi siamo tuttora nel pieno di un'emergenza sanitaria che per quanto attenuata è ancora in corso e quindi dobbiamo innanzitutto garantire che queste riaperture vengano fatte con prudenza, con precauzione, con cautela, a cominciare, noi pensiamo, dal rispetto rigorosissimo di tutte le disposizioni e le indicazioni delle autorità sanitarie. Penso all'INAIL, penso all'Istituto Superiore di Sanità, penso al Comitato Tecnico Scientifico. Non si tratta di lacci e lacci, non si tratta di appesantimenti burocratici decisi arbitrariamente da qualche burocrate romano, si tratta di misure fondate scientificamente che sono previste a tutela dei lavoratori di quelle attività economiche, dei clienti e noi pensiamo anche degli stessi imprenditori e degli stessi titolari che ovviamente hanno tutto l'interesse a che questa riapertura, per quanto limitata, avvenga nel rispetto della salute di tutti. Quanto si può trattare su queste misure che in qualche caso effettivamente, penso agli stabilimenti balneari per esempio, può essere effettivamente un po' superiore a quanto si pensava all'inizio? Non è negoziabile la salute, la prevenzione e la sicurezza. Non è negoziabile per il semplice motivo che non si tratta di una materia opinabile in cui c'è una discrezionalità politica, sindacale o imprenditoriale. Qui dobbiamo tenerci alla scienza. Lo dico perché mi preoccupa molto un clima che percepisco anche nella discussione pubblica in cui c'è una sorta di rimozione collettiva del fatto che il virus c'è ancora e sta girando. E soprattutto del fatto, io di questo sono veramente convinto, che solo mettendo sotto controllo il virus, come peraltro stiamo facendo, noi potremmo davvero far ripartire la nostra economia. Illudersi che i problemi siano ormai passati, che non ci sia ancora il virus in giro e che si possa far finta di niente ci porta soltanto a sbattere.